Potete notare, siamo veramente all'interno dello spirito della venezianità più pura, il Settecento veneziano che arriva ed invade la piazza con i propri brocati, i propri tessuti, la propria suggestione e la propria magia. What you are looking is, I think, the best example of the Venetian tradition and the Venetian image. This kind of mask is the real spirit of the Venetian carnival, and you are looking now people who are dressed with 18th century mask. This is the ancient group of the mask of the ancient carnival of Mario. Vorrei far fare un saluto veloce al coordinatore. Ecco, vieni, non aver paura. Due parole velocemente prima di cominciare per presentare al pubblico chi siete e cosa fate. Due parole, no? Sono Mario, ho finito. Perfetto, rapido, conciso. Sono Mario, sembra una battuta per gli stranieri che sono presenti, è il nome più comune in Italia, Mario, ma non è una battuta, sei Mario veramente? Succede. Sono Mario, ciao a tutti, buon divertimento. Io sono il responsabile del gruppo storico Le Maschere di Mario del Settecento veneziano. Faremo dei balli del periodo Rococò, più o meno siamo Luigi XV, Marchesa Madame de Pompadour 1715-20 in poi. Ok, non sono balli tipo twist, queste robe un po' moderne, però sono una cosa molto interessante perché la storia comunque è l'anima di un popolo, ok? Ecco, e poi se siete conciati così ci sarà un motivo perché vi piace. Però io lo sfizio di vederli ballare il twist con sto po' di impalcatura me lo leverei volentieri, non sarebbe male. Dopo su proposta del pubblico facciamo un twist. Io direi di lasciare ora spazio meno alle parole e più alle danze. Signori e signori, Le Maschere di Mario del Settecento veneziano.
Mario.